Buongiorno Lorenzo, come stai? Mio, come sta lei? Bene, è passata l'estate. Ha passato una buona estate. Sì, abbastanza, vedi che sono anche più abbronzato. Professor Maggi è sempre un super film. Un sacco di cose quest'estate, ma per me il protagonista assoluto dell'estate sempre il tuo. È il suo amico. Il granchio blu. Che cammina in un modo tutto strano. Tra l'altro c'è anche nelle pinne, sai che può notare, è uno dei pochi granchi che può notare. Sì, ma ormai è un È fenomeno. un mostro. È un fenomeno della natura, un mostro. Ho scoperto che anche quello ho letto. Ah, non l'hai mangiato? Quello no. Quello ho scoperto che anche cannibale mangia i suoi simili. Sì, è proprio Quando non trova quando non trova cibo in giro mangia i suoi simili. Sai perché siamo così preoccupati? Perché ci assomiglia molto a noi umani. È invasivo. Guarda, io farò tante battute, ma lei è sardonica. Sì, no, io ho detto che tu sei il re del calambur, perché ogni volta che gli do un input È vero, però il professor Maggi non si sottrae mai alle battute. È vero. Nel senso che tu fai una battuta e lui la raddoppia, la triplica, è bravo. Io no, dico che quando uno non capisce le battute è specciato. Quindi siccome ultimamente qualcuno me la perdo. No, quando perderne troppe comincia a essere un problema. Però sai, il problema delle battute. Il problema delle battute. Ciao Tonino, ciao bello, ciao. In diretta Tutto in diretta. Io e i nostri amici siamo qua. Siamo al bar dell'Aliper, tra l'altro, che ci Siamo parte dell'Aliper e come dice sempre il professor Maggi siamo on the road, cioè siamo sulla strada. Sì, proprio. Ci direbbero uomini di strada. Gente da faccia piede. Più o meno, un pochino. Non abbiamo tariffe però. Ma ritornando al granchio, tutti si sono mossi. Speriamo di non prendere un granchio. Perché questo lavoro dei suoi calambori. E dopo poi il casco, dico, È venuto giù anche Zaia, è venuto giù Lolo Brigida, è venuto giù Carlo, tutto di più, tutti si stanno muovendo, tutti hanno detto porteremo un sacco di soldi, e i pescatori giustamente su questo si contano. Per te arriveranno questi soldi no? Beh, arriveranno sicuramente perché, diciamo, spieghiamo ai nostri spettatori di Facebook, spettatori in genere, amici, i nostri amici. Spieghiamo ai nostri amici che il problema era, ma perché dare il contributo? Devono dare il contributo perché il granchio blu di cosa si ciba, cosa mangia? Mangia le vongole, le mangia tutte. E mangia soprattutto la cosiddetta avannotteria, cioè mangia i piccoli. Il risultato non c'è più pescato, cioè non può crescere se lo mangi prima. Quindi i pescatori il prossimo anno. Ci vedo domani, tra l'altro, a Scardovari, nella pianta dove è davanti al consorzio, arrivano i granchi, parlano di qualche quintale ogni giorno. Sì. Almeno alle foto impressionanti. Sì, domani ci vado. Io ho fatto una pesca una volta con due pescatori non professionisti a Caleri. Effettivamente le nasse erano tutte piene di granchi, nel giro di mezz'ora 50-60 granchi, ed non era ancora l'invasione che c'è adesso. Però quanto tempo ci vorrà secondo te che possa diventare una risorsa? Perché tutti dicono pescatelo, vendetelo, e probabilmente potrebbe anche cambiare il tipo di cultura che abbiamo negli orti, nelle semine della vongola al granchio. Ma potrebbe diventarlo secondo te? Sì, lo potrebbe diventare sicuramente, soprattutto perché certo che non è, oggi noi facciamo presto a parlare, ma bisogna organizzare la filiera, l'organizzazione commerciale, cioè non è per niente facile, anzi. Filiera che tra l'altro è molto liata da noi, perché io parlavo con Marchesini, il presidente del consorzio, e diceva, cioè noi ci stiamo lavorando da 20 anni, da 30 anni, abbiamo un prodotto DOC che è conosciuto in tutto il mondo. Verissimo. Non è che domani arriviamo noi con in 2 secondi. Con il granchio è tutto a posto. Però sa che cosa mi induce a pensare che esiste un grande mercato mondiale, in particolare statunitense. Sicuramente lei l'ha letto su un quotidiano importante
della nostra regione, il più importante, cioè il Fucino. C'è ad Aviano c'è una grossa comunità americana, ovviamente, che vive all'americana. Vive all'americana, hanno i loro fornitori, perché gli americani sono americani. E loro hanno prenotato i granchi in tutti i mercati di pesce per non so quanto tempo. Perché? Perché loro sono ghiottissimi di granchi, la cosiddetta polpa di granchio. Prendono un granchio. E quindi evitiamo di prendere un... In questo modo, diciamo la verità, mercato ce n'è. Dopo bisogna vedere la professionalità di coloro che si occupano di questo nella catena della commercializzazione, come si... Sì, sempre il direttore, sempre quel giorno che era venuto a Zaia, c'era anche il direttore della Conf Agricoltura, col diretto, scusa. E ci diceva, guarda che purtroppo è vero che si pescano tanti granchi, però commercializzabili sono circa un 3%. Certo, è vero. Quindi bisogna trovare un sistema per smaltirli, un sistema per lo smaltimento che venga pagato, cioè effettivamente... E devono organizzare industrialmente, però una cosa, secondo me, per quanti granchi si possa tirare su, però confesso, non è il mio settore, delle cose che non conosco approfonditamente non parli. Però tutta la filiera con le spese connesse è in grado di dare reddito a tutti, a tutto il sistema. A tutto il sistema, visto che il sistema in questo momento è circa più di 1400 pescatori con 14 cooperative legate a un consorzio. Stiamo parlando del comune di Porto Torre. Poi c'è Rosolino, poi c'è Chiodi, c'è Goro, quindi sì. Però il mercato è grande. È una serie di marinerie che effettivamente, se basta questo qua per metterle in ginocchio, diventa un bel problema. E quindi non si può sostituire. Il problema è grande. Il fatto però che sia commercializzabile e che subito sia creata la condizione per poterlo mangiarlo, perché non è commestibile. Sì. Questo aiuta a ben sperare. Ultima domanda, prima non interrompiamo. Prego. Secondo te si sta muovendo bene sia la regione che lo Stato per questo? Sì, hanno, al di là delle critiche classiche che si possono fare, sono stati tempestivi. Cioè è arrivato nel giro di un mese un ministro, poi è arrivati tutti i deputati che si occupano di questo. Il Presidente della Regione ha dato il suo massimo sostegno. Cioè, questo è un problema, ne possono fare. Certo, ma questo è un problema che non ha l'etichetta di maggioranza, di minoranza o di partito. È un problema serio perché coinvolge un settore produttivo che nella nostra provincia, adesso mi limito alla nostra provincia, ha un valore primario, quindi sono stati bravi. Diciamo che si meritano 7 più. Alla salute dei nostri governanti, ogni tanto se lo meritano. Mi va a dormire, ecco una roba qua, mi va a dormire. Questo spettacolo è orribile. Ma ventoso. Disgustoso. Ci torniamo ancora? Sicuro.